Poi magari ne racconto peggio io di lui. È bella questa. Quel temps il fait à Florier. Piove, piove, il pleut tout le temps. Ah, non nevica, però so che ha fatto una bella nevicata 15 giorni fa. 15 giorni fa, sì, 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 Cos'è? allora. Metro 20 centimetri. È un bel po', sì. Quindi vedi. Non l'ho misurata. Ok, allora. Da dove è? La signora Valeria è la nostra presidente del circolo di Neuchâtel, Neuchâtel in Svizzera. in Svizzera francese. Lei abita a Fleurier, che è nella Val de Travers, è una bellissima città dove c'è un bel campo di hockey dove io ho giocato in Serie C a hockey all'epoca, ma quando ero giovane, quindi 60 anni fa, 55 anni fa, l'altro ieri, sì, Tiziano esatto. l'altro ieri. E ci sono fabbriche di orologi, ma è vero, Rolex. è vicina alla Brevin dove è chiamata la Siberia d'Europa e di solito loro viaggiano mediamente a meno 20, ma arrivano anche a meno 30. Anche meno 40, 45. Facciamo dirlo perché ho detto, se lo dico io, il Tiziano poi dice che racconta castronerie. No, no, ma scusa, hai dimenticato una cosa, se mi permetti, Prego. Presidente. Sono anche la Presidente della Federazione della Svizzera, Vero, Bergamaschi della Svizzera. La nostra Cavalier Valeria Generoso, oltre che presidente del Circolo di Neuchâtel, è presidente anche di tutto il raggruppamento dei circoli elvetici, quindi Ginevra, Lucerna, Losanna, Berna, Ticino, e adesso vediamo di rivitalizzare un attimino anche la Svizzera tedesca, che è un declino. C'è un po' di lacune, sì. Purtroppo è un po' come gli alpini. Sorge per prima lì alla Bonata. Sì, allora vediamo di partire, visto che ormai vi siete collegati una trentina circa, e poi dopo vi facciamo fare la lezione tranquilla con la vostra amata Giusy, giustamente. Sì. Allora, partiamo. Buonasera a tutti, noi ci siamo conosciuti alla prima lezione, sono Carlo Personeni, sono presidente dell'ente Bergamaschi nel mondo. Con me questa sera inizio come cavaliere, prima con la vostra professoressa Giusy Bonacina, e che poi interverrà, oltre che per la lezione, anche per un commento. Ho al mio fianco il nostro Duca, il rappresentante del Ducato di Piazza Pontida, Smicciatö, alias Mario Morotti, e all'altro lato abbiamo il professor Silverio Signorelli. Non professore, direttore del CP. Ah, mi scusi, direttore della rivista del GP, voi sapete che è la rivista ufficiale del Ducato di Piazza Pontida, e quindi esperto di bergamasco, e poi tra l'altro qualcuno qui mi spiegava che il bergamasco non è un dialetto, ma il bergamasco è una lingua. Ecco, quindi quando lo dico a qualcun altro, non a voi, mi guarda. Io l'ho imparato da chi queste cose le sa. Bene, innanzitutto è un piacere vedervi in questa serata, in questa chiusura di questo corso. Io vi ringrazio perché siete stati veramente un numero importante, siete partiti in 86, 44 hanno seguito costantemente le lezioni, quindi sono rimasti nel gruppo che diciamo, ha superato, perché dovevamo fare almeno un 75% di presenza, ne abbiamo avuto 16 che hanno fatto tra il 50 e il 75 e ne abbiamo avuto 24 che hanno avuto meno del 50%. Poi qui so che alcune di queste difficoltà erano anche fatte in particolare quelli all'estero, l'orario, perché per noi le 18:30 è un orario bene o male accessibile per molti, non certo per tutti, perché chi preferirebbe 19:30, chi le 20, all'estero, eccetera. Non so se Jean Marais è collegato, altrimenti lo salutavo perché da lui è mezzogiorno in questo momento e quindi lui mangia facendo il corso di bergamasco. Quindi io vi ringrazio, mi complimento con voi perché Giusy mi ha riferito che siete stati bravi tutti quanti, chi un po' di più, chi un po' di meno, ma questo come in tutte le scuole.
e quindi questo è stato veramente importante. Questa realizzazione è stata possibile farla evidentemente grazie al Ducato di Piazza Pontina, perché senza il Ducato noi non saremmo stati in grado di organizzare. Voi sapete che è il secondo anno che facciamo questa iniziativa e quindi ringrazio Giusi, ringrazio il Duca Sbicciatö, ringrazio il direttore del GP Signorelli, che sono il riferimento importante per svolgere questo corso, questa familiarizzazione col dialetto bergamasco. Anticipo che anche l'anno prossimo lo faremo, poi vi diremo a primavera quando ci organizzeremo, come, quando partiremo, sicuramente forse un po' prima, ma comunque lo valuteremo con calma. Voi seguite il nostro sito e avrete l'opportunità di stabilire se rifare con altre idee, ma poi su questo sarà Giusi a spiegarlo. Io credo che sia stato importante questo corso, questi incontri, perché ha permesso a molti di voi, anzi a tutti di voi, sia all'estero che in Italia, di fare questa familiarizzazione, di imparare, ma è sempre un bagaglio culturale, evidentemente, conoscere un'altra lingua, visto che ho appena detto che è una lingua e non un dialetto. E permette ai nostri emigranti o comunque chi è all'estero di ricordare le proprie origini. Io uso questo termine, la propria bergamaschità, e non so se è stato ancora coniato, ma a forza di dirlo riusciremo a farlo coniare, la bergamaschità. Il computer lo segna ancora con la riga rossa. Benissimo. E noi faremo in modo di farlo togliere quella riga rossa. No, credo che sia appunto importante questo, ma anche perché può permettere ai familiari, eccetera, ai nipoti, ai figli, anche delle future generazioni, di trasmettere questi dati, altrimenti col tempo si rischia di perderlo. Per quelli che non sono all'estero, che sono in Italia, ma magari di altre regioni o provenienti o di altre nazioni, ma che che hanno seguito il corso, ha permesso di conoscere meglio la bergamaschità, appunto, quindi conoscere il dialetto, la cultura, e credo che alla fine sia una cosa importantissima per ognuno di noi. Io mi fermo qui, vi ringrazio ancora della vostra presenza, spero di rivedervi anche l'anno prossimo, perché sarà una cosa totalmente diversa e quindi è il caso di riprendere ancora il corso. Do ora la parola al Duca, che ringrazio ufficialmente come Ducato ancora l'ennesima volta, ma è importante, senza il Ducato noi dell'Ente Bergamaschi non avremmo potuto fare questo corso. Prego. Grazie, buonasera a tutti, grazie. Io mi unisco invece ai ringraziamenti. Senza il Ducato non avremmo fatto questo, ma noi, Ducato, senza l'Ente Bergamaschi nel mondo non avremmo fatto questa iniziativa. Quindi è stato un connubio, una sinergia di forze che ci ha permesso di arrivare a voi, nelle vostre famiglie, nelle vostre case, sparsi un po' nel mondo. Questo ci fa davvero piacere, perché sta un po' nel nostro DNA fare queste iniziative. E se poi qualcuno ci supporta e ci fa anche con mezzi tecnici arrivare da voi, ancora meglio. Quindi io ringrazio gli enti bergamaschi del mondo, per averci dato questa opportunità. Ovviamente devo ringraziare Giusi, la nostra cavaliere Urepleno, che ha tenuto il corso, che sicuramente è all'altezza per tenere questi incontri con voi, e mi auguro che si possa continuare con altri argomenti, perché parlare di bergamasco e della bergamaschità, come diceva il Presidente, per gente come voi che abita all'estero, sicuramente è bello sentire parlare ogni tanto la nostra lingua. Ringrazio di cuore per questa opportunità, e come diceva il Presidente, ci sarà ancora un seguito, un terzo anno con voi, e questo non mi fa che piacere, perché sarà un altro modo, un altro momento, altri incontri per familiarizzare con voi. Quindi davvero grazie a tutti per averci ascoltato, per averci seguito, e grazie soprattutto ancora una volta a chi ha tenuto il corso, perché davvero Giusi è una persona davvero, ha nel cuore, ha nel sangue la lingua bergamasca, e questo entusiasmo lo sa trasmettere anche molto bene a chi l'ascolta. Quindi davvero grazie a tutti,
e visto che siamo vicini ormai anche alle prossime festività, vi auguro a tutti voi tanti auguri di un sereno Natale e un 2024. Speriamo che sia un pochino migliore rispetto a quello che stiamo per chiudere, viste le guerre che ci stanno un po' ancora in tutto il mondo, soprattutto quelle vicine a noi. Grazie ancora e buona serata. Altrettanto a voi. Bene, e sentiamo il nostro esperto, nonché direttore del GUP, Silverio, prego. Allora, io avrei praticamente niente da dire in quanto non sono stato parte attiva di questo corso che è poggiato completamente sulle spalle della Giusi. Però vorrei dire una cosa che magari è a margine, ma si collega anche a questo corso, cioè mi piacerebbe sapere se alcuni di voi ricevono e leggono il giornale GUP, che oltre a recare, diciamo, notizie sulla città e la provincia di Bergamo, in pratica ripercorre nelle pagine culturali, nelle pagine delle tradizioni, ripercorre la storia di Bergamo vista da varie angolature, quella artistica, quella sportiva, quella storica, quella sociale. Quindi tra le pagine del GUP si trova sempre qualche argomento che ricorda sicuramente Bergamo, non solo città, ma anche la provincia. Quindi mi auguro e spero che questo giornale venga sempre più diffuso e magari si possa inviare come campione a qualcuno di voi in modo che se ne renda conto di persona e poi diventi regolarmente un lettore del GUP. Bene, intervengo io, grazie Silverio, ma in merito a questo devo fare una precisazione. Già il Duca e il Ducato alcuni anni fa generosamente e cortesemente aveva messo a disposizione un certo numero di copie che noi avevamo inviato ai nostri circoli. L'idea era proprio questa, era quella di far conoscere questa rivista, ma con la speranza che evidentemente vi fossero anche la sottoscrizione di, non dico tanti, ma uno, due o perlomeno almeno il circolo di un abbonamento per poter fare, perché poi evidentemente il volontariato, sia noi come ente Bergamaschi al mondo, ma come Ducato si può fare, ma stampare la rivista servono le risorse, quindi sono indispensabili. Io credo che potremo fare in modo ancora di valutare magari al circolo di inserire o di mettere anche sul nostro sito, è un'idea che mi viene adesso, di far vedere, farvi mettere in condizioni di prendere atto come fare la sottoscrizione, come ricevere questo giornale e valutare il costo, che poi il costo non è un costo esagerato perché è di 30 euro l'anno. Ecco, quindi sono 30 euro all'anno, credo che non sia una spesa immensa, ma può essere interessante perché come diceva il professor Silverio, è proprio quello di dire avete delle pagine dove vi sono le poesie in bergamasco, oltre che i testi in bergamasco, ma il contatto con la realtà della nostra provincia e della città di Bergamo. Quindi mi associo al suggerimento, alla richiesta di Silverio nel sottoscrivere questo abbonamento. Noi come ente vedremo già da domani, dopodomani, di fare in modo di mettere in condizione di capire come poter fare, avere i vostri indirizzi, perché l'indirizzo poi è del soggetto singolo e non necessariamente del circolo. Quindi lo valuteremo. Grazie Silverio per questo suggerimento. Giusy. Vado e intanto buonasera a tutti. È un piacere e un dispiacere vedervi stasera, perché è un piacere perché vi vedo sempre volentieri, lo sapete. Un dispiacere perché questa è l'ultima volta in cui noi ci vediamo per quest'anno, per questa sessione
di incontri. Quindi qualcuno qualche sera fa aveva scritto: mi mancate già, anche voi mi mancate già. Io, se so che lunedì non ci vedremo, un po' di tristezza ce l'ho. Comunque mi ha fatto veramente tanto piacere stare con voi, voi lo sapete, quindi dico delle cose che sono già note. Mi piace, certo, ci vedremo il prossimo anno e veramente bisognerà sentire Silverio se sarà d'accordo nel pubblicare i vostri lavori sul Giopì, perché ci sarà una scelta da fare e la farà lui, che è l'eminenza grigia del nostro dialetto bergamasco, perché è il massimo esperto di questa nostra bella lingua. Adesso però io vorrei che voi faceste sentire a questi personaggi, che sono tutti personaggi importanti, dal vostro presidente al duca al direttore del Giopì, quello che avete fatto durante l'anno. Mi diceva Valentina Cesari che vorrebbe leggere il suo elaborato, io sono molto contenta se il nostro Matteo ce lo fa scorrere. Sì, mi sentite? Ti sentiamo, però aspettiamo che Matteo faccia scorrere. Ok, perfetto. Nel caso io il testo ce l'ho già qua sotto. Va bene, allora. Eccolo. Eccolo qua. Ok, inizio. Adesso vi conto so lavoro che le succedì sul me lauralo terdè. Praticamente la mia padrona la è da me e la me disse te che de presentare la tua cultura de nace a te ci to colleghi perché an fa una fera ando e te ci presenta la sua cultura. Godic, pota vabbè. Allora ho parlato dei Casunsei, della polenta Osei, de che la calà, che la in che la calà, de Berghem, de Sitaolta, del Giupì, della Margì, del Ravasio, del Vave e del Bepi. Alla fine te ci mi faccio i complimenti. Pota Berghem le proprie bella. Grazie, grazie. Grazie. Veramente complimenti, brava. Grazie. So che non aveva letto la volta scorsa, ma anche chi aveva letto la volta scorsa, va bene tutto. Io non ho letto, sono Elmira. Elmira, bravissima. La signora arriva dalla... Russia, sì, salve a tutti. Mi chiamo Elmira, vivo in Italia da 3 anni, adesso mi trovo a Branzi. Perciò appunto mi sono iscritta per capire meglio la gente, diciamo, del mio paese, eccetera. Elmira Kirbashova. Giusto? Sì, Ci ho messo un po'. sì, sì. Vive a Branzi, ha detto. È Branzi, sì. A Branzi. Branzi. Matteo, mettiamo il testo di Elmira Kirbashova. Ok, vabbè, allora vi leggo, proviamo. Accento russo in bergamasco mi sembra una cosa strana. Proviamo. Allora, mi chiamo Elmira, sono russa e sto a Branzi in provincia di Bergamo. Sono in Italia da 3 anni. Studio il bergamasco per capire meglio la Z di Bergamo. Ho il dialetto le malfa. Lavoro a Cornello dei Tasso al Museo di Storia della Posta. Ho il mio marito al si chiama Bruno. Lui al fa il formai. Anga UK che si chiama Ceba. Domani mi darà in sita oltre per fare una girata a me e al mio marito. Bravissima, bravissima Elmira. Complimenti, brava Elmira, brava. Superato la tensione, Totti, brava. Va bene, grazie mille, grazie per il corso. Grazie a lei. Qualcun altro, dai. Posso? Anna? Buonasera, sì, Anna Caglioni, buonasera. Innanzitutto, scusate l'emozione, ma è stato veramente una cosa anche a livello sentimentale molto sentita, tant'è vero che mi sono arrivate queste frasi, diciamo così, dal cuore, nominando le persone che secondo me per il mio dialetto sono state quelle un pochino più caratteristiche, insomma, ecco. Poi volevo ringraziare Giusy per il suo entusiasmo in questa cosa e anche per un'altra cosa, se mi permette, per l'amore che ho per i levrieri e avendoli trovati nel Pinocchio mi hanno fatto veramente piacere. Allora, il mio elaborato si chiama Carol Medialet. Carol Medialet bergamasc.
che parlai quando eri piccinina, insieme alla mia nonna Giacomina. A scuola no, a doma all'italiano col maestro Massolè, che quando le andaci in pensione a scrivi poesie in dialetto se metti drelù. Qua ci ricordi che me in mente. Come il Gianni Cardà, che hanno 99 anni alle riate. I poesie in ambentà a memoria senza mai scrivere una della saga a chi che è restata. E adesso, Galanina, che anche se l'endaccia de co, i proebben bergamasche, gli si ricordamo? Mi dispiace a doma se gavro la grazia di denta egia po' a me e savrò più gnando sto de ca, che sarà più nisù che il mio dialetto mi parlerà. Grazie, Brava, brava. veramente brava. Brava, bravissima. Qualcun altro, dai. In attesa che qualcuno si convinca, si decida così. Non siamo una commissione d'esame. Il mio non è un grande elaborato, però posso provarci? Prego. Sono Lucia. Certo. Allora, Vai, Lucia. ho sempre sentito parlare o bergamasque e mi paria di capire quando sentie iec parlare tra di loro sul senterù. La conferma la troie adesso in del corso che insegnerei a fa, magari pura de mia es buna de parlar. Grazie a questo corso mi par di es det e proprio nascida in della mia città e in della mia lingua. Le mia la gorga, le la mia lingua. Brava. Bravissima. Ecco che è Eccola qua, è questo arrivata, adesso. è arrivato tardi, ma è arrivata. Diciamolo un po'. La gorga. È il gergo. Al gergo gorga. Abbiamo imparato La gorga non è una cadenza, non è un gergo, è una lingua. Ho imparato vergogna anche me stasera. Del bu. Giuro. Dai, qualcun altro? Ecco, se posso dare un suggerimento ai successivi, cercate di parlare un po' più lento, perché innanzitutto una caratteristica del bergamasco non è veloce come i napoletani, i siciliani, lui pondera quello che dice, diciamo, e poi si sente meglio quello che è non solo il tono della voce, ma anche l'espressione caratteristica. Devo dire che questa è colpa mia, perché io sono una che va come un treno e spesso loro mi hanno detto: ma per piacere vada piano. Quindi No, anche nella lettura dei brani o di poesie deve essere, diciamo, data importanza all'orecchio della gente, no? D'accordissimo. Fargli capire. Dai un altro. In attesa che, non so, c'è già qualcun altro? Vabbè, in attesa che si convinca, io prima che termini la lezione, poi magari ve la lascio fare, ma volevo ringraziare, ho ringraziato evidentemente il Ducato, il Duca, Giusi e Silverio, ma devo ringraziare anche altre persone. Devo ringraziare innanzitutto il Consorzio BIM per l'ospitalità di questa che ci ha dato in queste lezioni, eccetera. Devo ringraziare il nostro addetto stampa che ha sempre collaborato, che è il nostro Tiziano Piazza. Devo ringraziare il tecnico all'inizio, ma che poi da maestro ha passato il compito a Matteo, che è Nicola, Nicola che adesso in questo momento mi scusi, del Prato, grazie. E poi devo ringraziare evidentemente Matteo, il nostro segretario, che è molto efficiente, avete visto, e quindi io ringrazio tutti loro, perché è anche con questo gruppo che tutti assieme si riescono a fare evidentemente queste iniziative importanti. Prego, adesso qualcuno si è convinto, forza. Posso? Devi. Certo. Un po' di pietà per me. Dai. Allora, inizio? Aspetta che lo mette il testo un secondo, che così almeno lo vediamo in contemporanea.
D'accordo. Eccolo qua, la miseria. Ah, no, vai Valeria. Allora, educazione una volta. Quando sei una settimana, stai di me nonna materna isolata. Andai a scuola al convento San Francesco, che adesso è il museo, a Piazza Mercat del Fe. Notte ricerca, dopo finì la scuola, mi andai insieme a giocare e a barattare i figurine. La mia nonna era mia contenta perché veniva a casa troppo tardi. Una volta le nida, la m'ha per un'orecchia e la m'ha portata fino a casa. Menit l'orecchia tutta rossa. Che vergogna di nascere miei amici. E allora sono sempre andata subito a casa. Dopo un po' di tempo, la mamma è andata a stare a casa della mia mamma, che la sta vicino ai giardini della cittadella. Mi si ricorda che all'epoca era il Gran Purtù e diceva che era stata una caserma di soldati. Per andare a Mariana a mangiare il gelato, in guia di fare il giro di giardini. Dopo tanti anni che sono tornata in città volta, ho trovato cambiato. Mi sembra strano, dopo di camminare, in che die sempre questo gran purtù serrato. Mi piace tanto, io ho una strana sensazione a da cosa che era di detto della porta. E ho più detto, fa più alla svelta, ad andare alla Mariana a mangiare il gelato. Grazie, Brava, bravo. brava. Complimenti. Grazie. Rivedere, ricordare Un pezzo della nostra zone. Bergamo. Sì, è un fatto storico che la piazzetta tra cittadella era chiusa. Sì. Non lo sapevo questo. Ah, no, è... Luciano, Eccomi. eccolo qua, dai. Sì. Cosa leggo dei due elaborati? Cerchiamo il Il testo, raccontino Luciano. bergamasco. Raccontiamo bergamasco. Bene. Eccolo. Prego. Eccolo qua. Il mese di Tour, ienia della campagna, per la precisione della Arca Alina. Quando nel dopoguerra è inizia a Bergen per lavorare, era zamor d'Ucec e con loro parlava sempre in bergamasco, ma a me, nascito in città, si sentia dover di parlarmi in italiano. Alla fine della fiera, capisce vero il bergamasco, al parla con fatica e scriel negota. Che non è vero. Infatti, che è la mia ira, ecco che. Mia ira. Perfetto. Facciamo una cosa, c'è qualcuno che ha voglia di leggere un pezzettino dal Pinocchio? Tipo Anna Maria, ci sei? Anna Maria da Alicante. Non c'è. Non c'è. Niente, qualcun altro che vuole leggere dal Pinocchio oppure invece i vostri elaborati che va comunque bene. Leggo la poesia? Luciano. Dai, la natura di una volta? La natura di una volta. Dai. Luciano Armati dove si trova? Luciano Armati, non lo so, da dove... Qui, no, qui in zona Valverde Valtese. Valtese, Sì, sono qui di casa. Sì, ma allora, la natura di una volta. La natura l'è cambiata, l'è più chella, l'è malata. Ammorirà alla fine del secolo o il mondo li stopperà come un tubercolo? La frutta è la più buona e la cala, e i ceci va più indicata per robala. E la verdura la fiorisce al mese d'agosto invece di aspettare il momento giusto. L'altro giorno sono andato a trovare la siada e del tornare Andrea c'è la tempestata.
Domenica pescai in del Brem su in cima, ma l'acqua era bassa per il clima. O il mezzetta mi dice, andò in montagna, ma però il bruttepa si è fermata a mangiare la taragna. E la mesceta andò a fare shopping a Brescia, ma per il New Lu l'è scappata in tutta fressa. La mia sposa l'andasse a comprare il formai, la esto il prese e la dice, come mai? E il butigher, cara sciura, leo il clima, sei prese e più che di prima. Magari gode positivo per cambiare lavoro. Certo, la saper d'inverno non tocca l'ur e il troppo fresco del rost, anche se te sedrei andare a rost. Grazie Luciano, grazie davvero. Grazie a voi. Meraviglia. Bello. Ironica, no? Sì, è vero. Bellissimo. Fatti reali, ma li ha messi È vero. in una forma simpaticamente Una volta bergamasca. si dà. Dai qualcun altro? Tipo, vediamo io che cosa ho qui. Rossana, dov'è Rossana? Rossana Putignano. Se avete Certo. piacere, leggo. Prego, Alessandra. Certo. Prof, sono raffreddata, non me la sentivo oggi di leggere. No, non ci credo. Questa signora viene dalla Puglia, sempre stato pugliese, e si è avvicinata al dialetto bergamasco con un accento pugliese che è un amore. Ma non stiamo così, dai. Vuole che lo legga? Certo. Cioè, non vogliamo ascoltare. Sì, però c'è Sì, un qualcuno attimo. si è prenotato prima di lei, Rossana, le chiedo scusa. Sì, aspetto. Chi aveva... Se è possibile io, ma aspetto anch'io senza problemi. Buonasera. Buonasera, c'è qualcun altro però, che mi sembrava un signore. Sì, Alessandro. Bravissimo, Eccolo. Alessandro, giusto. Eccomi. Vado a vedere come si chiama il pezzo? Fabio. Fabio, eccolo qua. Aspetta, Fabio Bergamaschi, eccolo qua. Dai. Stamattina avevo piacere di andare a trovare e salutare il mio amico Fabio. E mi dice, Cristo mia, tabè. Poi è stato sempre un po' sfortunato. Il Fabio è nato con due problemi che sogna come il facciamo, ma so anche che è sempre stato bravo certo. Più bravo di Tace Otter che magari hai giocato al balù come un Stromberg. Poi fai sbrofa, poi canche, poi si comporta come il professore o come il padrone della Maresana. Poi tira in pe GD decide della settimana. Poi conta me la vale. Sì, o Fabio, è normale, che è sempre piaciti fome, sempre. Domande che poi aiuta, che rasa di che lei. E ti dico a te, pota, o Fabietta è proprio forte. Che poi fa, hai detto Fabietto. Alla mia ta Fabietto, a gade più di 50 anni che il Sacranù. Prima continuo, do anche spazio agli altri volentieri, Ditemi voi. Sì, va bene, avanti. Prima di andare a trovare, l'ha portata in 2 lavori in Borg Palace, lì in banda in Ghera i Match, pensi. Però, Ghereoia, di andare a fare giri in città oltre. Se sono andato solo di corsa, è sempre bella, a queste stradine, e so palazzo. Per me parlare di quando ti fuori in piazza Egia, o ti lì a Profimure, quando ti è sotto la bergamasca e più in giorno. Ma piace sempre, indaga prima di andare all'estero o si gode di incontrare più. Perché pensi che in questa maniera il dimech ma resta la somiglianza di quel che ho visto. E se
ma se porta in giro una messita oltre. E io te che marda, ed è mia doma me, la mia bretagna. Ma può de verghe e di bergamasca. Grazie, Bravo. bravissimo, bravissimo. Grazie poi per quanto avete organizzato e condiviso e soprattutto per la passione che vabbè vale tanto e vale più di tutto, e quindi ecco, mi avete aiutato anche a parlare più bergamasco nella vita di tutti i giorni. Grazie. A lei, grazie. Grazie, bravo. Grazie davvero. C'era la signora della Puglia. La signora Putignano, Rossana. La Puglia bagnata. La Puglia bagnata, certo. Prof, stavo cercando il testo sul computer. Ce l'abbiamo noi qua. Ah, ok. Leggo da qui. Un attimo solo. Allora. La poglia bagnata. La poglia bagnata, le su una cetta berichina, tutta morbida, tutta imbottita di piume. Lei la pensa che è della più bella di tutte. La singrassia toch. Mi piaceresse, sai, mi piaceresse, sai, se lei ha o se l'è morta. Ti scuso, un po' emozionata. Va bene, va bene. Al se fai nac, il prim polaster. La poglia bagnata, dolce berechina, la gadic. Perché te me da fastidio? Il galè, al va via e le dis. O faccio il vias, però il per negot. Grazie Rossana, grazie, bravissima. Grazie. Bravissima. Scritta un po' meno recitata, però le confesso che io ho fatto parecchi mesi di militare in Puglia, da Veste a Manfredonia, a Bari, alle Isole Tremiti, ma non ho mai imparato il pugliese. Complimenti a lei invece che il bergamasco l'ha scritto soprattutto molto bene. Anche bene, ha scritto bene. Grazie, ammetto che mi sono fatta aiutare nelle correzioni perché ci tenevo a fare una bella figura. E comunque è farina del mio sacco. Ho preso spunto da un articolo dove si parlava, insomma, parlava dell'utilizzo del termine la poia in tanti modi, e quindi là ho fatto una specie di caricatura, ecco, quelle che sono noi le chiamiamo le gatte morte, no? Quelle signorine, no? Che stuzzicano gli ometti. Quindi è un po', diciamo, uno sfotto per questo tipo di donne. E niente, io a marzo mi trasferisco a Bergamo, di qua il mio interesse per il bergamasco. E sono felice, insomma, di trasferirmi e di inserirmi nella società di Bergamo. Non vedo l'ora, insomma. E niente, mi sono trovata molto bene, spero altrettanto da cittadina, insomma, di trovarmi bene. Siete un popolo molto gentile, non lo so, anche se mi giungono un po' di critica, io devo dire la verità, ho conosciuto tanta bella gente e alla mano anche. Quindi grazie di tutto, anche soprattutto alla professoressa Giusi che ci ha aiutato con questo corso. Grazie, grazie a lei Rossana, grazie tanto. Non troverà un clima così bello come in Puglia, però. Io ho visto. Grazie a tutti e ci vediamo l'anno prossimo, sicuramente. C'era un'altra sì. Chi era l'altro che Chi si era prenotato? C'era una signora. No. Ah sì, c'era la signora Cavallari? Sbaglio io? Mi sembrava. Io sono Barbara Pelliccioli. Prego. Posso io? Vediamo il testo un attimo. Barbara Pelliccioli è signor in Lec AO. Signor in Lec? AO, vado. Signor in Lec AO. Trovato? Sì.
Ecco. È piccola, però io sono la sorella di Alessandro, che ha letto il racconto di Fabio prima. Questa è una piccola preghiera che i nostri genitori ci facevano recitare alla sera e quindi ecco, non ho inventato niente, ma probabilmente una preghiera che i nostri nonni leggevano nelle stalle. Ricordo la mia nonna che lo raccontava sempre questa. Questa. Lei ciao, se le ha, non so, è vero, la stessa. Complimenti, è vero. Prego. Vabbè, signor, in le ciao, le ha, non so, se succedesse che memores, senza Dio il mea colpa, te recomande, signor, l'anima mea. E con questo, grazie infinite a voi, davvero, grazie di cuore. Prima di andare a letto. Grazie a lei, Sì. grazie ancora Barbara. Ciao, non so se È la prima volta che la sento, però. Anch'io. La mia nonna diceva, signori, lei ciao, le ha non so, se per caso non sa cioè non succedesse, te la comandi adesso. Ma se le comandi adesso. È una variante sul tema, ma è così. È proprio... Qualcun altro? Grazie mille. Barbara, l'ha scritta così per l'occasione o proprio ogni sera si affida alla preghiera? Voce e microfono. Ha ragione. Quando non mi addormento distrutta nel letto, la recito ancora. Ah, Carina. sono Grazie. tante... Sì, davvero, sono... Ecco, quando vengono a mancare i nonni, tutte queste cose si perdono. Purtroppo sì. E noi siamo qui per farli riprendere. Tocca a noi. Altri? Qualcun altro? Sì, buonasera, ciao a tutti, sono Marisa Cavallari. Ah, è brava, l'ho chiamata prima. Eccomi, sì, ci sono. Aspetta, che vado a vedere dov'è lei. Marisa Cavallari. Io ce l'ho il mio elaborato. Posso partire? Il titolo cos'è? L'Inveren. Beren, eccolo qua. La NIF le proprie bella, Vediamo ma il testo. che fatica. Sì. Prego. Ok. L'Inveren, la NIF le proprie bella, ma che fatica col frec dell'Inveren. O il frec, al me fa soffrì, e tutte le mattine pense, salta fuori del lec, che te semia una sida sciura, e te che dendà laura. Bravissima, grazie. Brava. Grazie a voi, è proprio la verità, È un pensiero mattutino questo. Ci aspettiamo comunque che ne scriva una anche per l'estate, che magari uscire dal letto. Senz'altro, al prossimo anno, con la partecipazione del prossimo corso, penserò di più alle mattinate più agevoli. Grazie a tutti per questo corso, grazie Giusy, veramente bravissima. E grazie a tutti voi per organizzarlo e a tutti i partecipanti che tutti i lunedì hanno allietato anche il mio di lunedì. Trapletti Stefano. Stefano Trapletti c'è? Sì, sembra. Allora, anche Proa? Sì, ci sono. Anche Proa? Anche Proa. Bravo. Cos'è Stefano? Anche Proa. Ah. Prego. Anche Proa. Ciao Tec, domenica sono andata alla Marianna per guardare il Pinocchio impiccato. Lì è liberale, ho te alla corda e l'hanno cominciato a respirare. O il poer Borati strac mort al segretario ingrassiam. Grazie a Tec per questa bella esperienza. Vivo il Bergamasco. Grazie. A voi. Grazie a voi tutti. Da dove è collegato? Da dove? Stefano? Da Trescore Balneario. Ah, ecco. Esattamente Grone. I Trapletti sono proprio un ceppo della Val Cavallina. Sì. Sì, sono esattamente sotto i colli di San Fermo, Grone. Esatto, infatti ho avuto amici Vigano, da San quelle Martino. parti che erano Trapletti. Sì, però esattamente vengono quasi tutti via dalla Val Cavallina.
si è diffuso poi pian piano in bergamasca. Sì. Comunque è stata una bella esperienza, complimenti a tutti. Alla professoressa e anche a tutte le lenti. A voi che fate la fatica, diciamo, di introdursi al dialetto, che purtroppo dobbiamo anche dire che è una controtendenza, perché la maggioranza si allontana dal dialetto. E quindi il fatto di riprendere il discorso così dal vivo può essere un modo per riaccenderlo un po'. Sì, sì, esatto, e dopo non perderlo. Gamia de perdil. Qualcun altro? Rimangono comunque in collegamento quelli che... Sì. Allora io ne approfitto per annunciare che il Ducato ha stampato un libro sulla storia della letteratura bergamasca. In questo libro si possono trovare tutte le notizie che riguardano la lingua bergamasca a partire dalle origini, quindi siamo più o meno nel Medioevo, fino ai nostri giorni. E oltre alla storia di come si è evoluta la lingua, richiama un sacco di libri che toccano l'argomento del dialetto, viene, diciamo, in un certo modo processata quella che è stata l'evoluzione e si mette in chiaro il motivo, il perché oggi come oggi il bergamasco può essere considerato a tutti gli effetti una lingua e non più in dialetto. Grazie alla didattica, grazie alla letteratura scientifica che ne ha studiato a fondo le origini, l'evoluzione e lo stato attuale, e creata anche una grammatica perché si possa apprendere e ne testimoni in certo qual modo l'esistenza, ma in un modo corretto che che abbia un po' da uniformarlo. Perché abbiamo fatto questo? Perché ci siamo accorti che molta gente tendeva a scrivere le frasi dialettali non come si devono scrivere correttamente, ma come si pronunciano. Purtroppo la lingua bergamasca ha questa caratteristica, che si scrive in un modo ma si pronuncia in un altro. Quindi se qualcuno avesse intraprendenza di andare a fondo su questa questione, sappia che c'è questo mezzo che le aiuta ad imparare il bergamasco corretto. Sì, ringraziamo Silverio per questa precisazione, è giustissimo. Allora, qua abbiamo già un esempio. Il direttore del GUP, noi diciamo che è il direttore del GUP, ma si scrive il direttore del GOP. Ve lo ricordate che il nostro Pinocchio era il GOP e non un GUP? No, non è proprio stringiamo. C'è una domanda. Il libro si trova presso la sede del Ducato. Verrà presentato ufficialmente il giorno 16 all'ente Domitis qui a Bergamo, in via Pienamonte da Brembate, ma poi non viene messo, penso, in libreria, ma chi lo vorrà avere lo troverà disponibile presso la sede del Ducato in piazza Pontida 41 a Bergamo. Oppure lo possiamo anche inviare per posta, chi ce lo richiederà, lo mandiamo per posta. Chi vuole contattare la segreteria del Ducato
per avere il libro sappia che può telefonare allo 035 21 02 75 il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15 alle 18. Lì può mettersi in contatto con la nostra segretaria e ordinare il libro che gli verrà spedito a domicilio. Mi scusi, ho capito bene, anche presso la Domitis si può acquistare? Sì. Ah, perfetto, perfetto. Grazie. Prego. Bene, c'è ancora qualcuno? O ci salutiamo? Telefono è giusto? Sì, 21. 275. E poi potete chiamare anche in qualsiasi altra ora del giorno perché c'è un passaggio telefonico su un altro numero di cellulare che rispondiamo sempre, insomma. Bene. Lorenzo Paganelli, ha voglia di leggere lei? Va bene, però io non ho scritto niente perché non è che abbiamo molta fantasia. Non fa niente, può leggere un pezzettino del Pinocchio se ne fa piacere. Va bene, Basta che ci dica dove. decidete voi. No, decida lei, noi come facciamo a sapere cosa le piace di più? L'ultimo capitolo, aspetta un secondino perché era il 34. 36. No, scusi, no, nel senso la prima parte dell'ultima lezione che ci avete inviato, il 34. Ah, allora sì, 34. Arriva il testo. Questo non è per lei, è per noi. Perlomeno per noi. Per me, chiedo vegna perché è per me, scusi, Eccolo qua. Capitolo 34. Il Pinocchio, dotato in dessere, al mia, mal pia di pe, e il turno è il di len. Mantà che il noda aveva mangiato dell'us. Dopo una bella oretta che la snilla era raccolta acqua, il comprador l'ha pensato che il fedele è morto. E il gadaccio streccò per il forte alla corda per tirare il fuoco e cominciò a destecare la pelle. E tira, e tira, e tira. Finalmente la resta comparire al goffo dell'acqua. Ma era mia una sni. L'era indovine cosa. Il giuppi di lei, che il signaffò di onde e bilia come un'anguilla. Al primo vedere, a sto poeron, gagni quasi ai fastidio. E tu ti stremita al betegà. Mando l'indazza finito il mersni. Mando il po'. Ma com'è che la sni? L'ha rispondito il Pinocchio con una grignadina. Te? Sì, su me? Ma che non te mi hai di sbamboccare, me? Ma no, vedi che come del bu. Ma che te sei come faccio a diventare gioppi? Tu mi angi me? Tu mi angi perché a me la mia gira la svelta. Va bene così, basta, traduciamo, grazie. Potreste tornare. Ecco, Pinocchio, buttato nel serio, non muore, ma viene morso dai pesci e torna ad essere un burattino di legno. Ma intanto che nuota viene mangiato dal Luzzo. Dopo una bella oretta che l'asinello era sott'acqua, il compratore ha pensato che fosse morto e gli ha dato uno strattone bello forte alla corda per tirarlo fuori e cominciare a straccargli la pelle. E tira, e tira, e tira. Finalmente l'ha visto comparire qualcosa fuori dall'acqua, ma non era un asinello, era, indovinate che cosa? Un burattino di legno che significa, aspetti, ce l'ho in mente, che nel senso faceva capolino fuori dall'acqua, giusto? Perfetto. E si dimenava come un'anguilla. A vederlo, questo povero uomo, gli è venuto quasi, si è quasi spaventato. Uno svenimento. Come? Uno svenimento, gli è venuto quasi uno svenimento. E tutto spaventato balbettava. Ma dov'è finito il mio asinello? Ma dov'è poi? Ma sono io quell'asinello, ha risposto Pinocchio con una risata. Tu
Certo, sì, sono io, ma non contarmi su delle sciocchezze. Ma no, vi dico che sono io veramente. Ma se eri un asino, come hai fatto a diventare un burattino? Non prendermi in giro perché me girano velocemente. Bravissimo, Bravo, grazie. bravo. Bravissimo, Bravo. bravissimo, grazie. Anche veloce nella traduzione. Sì, 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 sì. Bene. Signori, io dico che noi potremmo anche salutarci. Cosa dite? Peccato. Bene. Purtroppo sì, purtroppo. Sì. Ma insomma, dai, è stato bello stare con voi. Io sono stata molto contenta e mi auguro di rivedervi per il prossimo anno, quindi davvero sarà un piacere enorme ritrovarvi. Grazie ancora a tutti, un abbraccio forte, un bacio da parte mia. Ciao. Grazie anche a voi. L'impegno, Grazie mille. in chiusura, l'impegno assieme al Ducato di Piazza Pontida è quello di rifare questo corso per il prossimo anno, quindi già c'è l'impegno e quindi vi faremo sapere quando inizieremo, e anch'io mi associo agli auguri che ha fatto il Duca a tutti quanti voi, un buon Natale e un proficuo 2024. Arrivederci a tutti. Altrettanto anche a voi. Grazie mille. Tanti auguri. Arrivederci. Grazie, arrivederci. Arrivederci.